programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo Apo VF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Eccoli qui i preparativi di questo spot che bloccherà Piazza dei Signori a Treviso, dove siamo in questo momento, che racconterà di un'energia particolare che parte dai nostri corpi con la Body Percussion, e tra poco incontreremo anche il testimonial e incontreremo anche chi ha voluto questa campagna di comunicazione. Poi nella seconda parte Cronache Trevigiane andrà a Roma al seguito di Coldiretti per un'assemblea nazionale davvero straordinaria con tanti contenuti e con un'intervista anche al presidente nazionale. A tra poco. Made in UAV, idee in cerca di imprese. È questo il titolo dell'evento ospitato a Palazzo Giacomelli da Unindustria Treviso. Gli imprenditori trevigiani danno la possibilità agli studenti universitari del corso di Design e Arti di presentare i propri progetti, di confrontarsi con esperti del settore e di entrare in contatto con le imprese del territorio. Design sostenibile, su questo puntano le aziende e la ricerca universitaria. Il vicepresidente di Industria Treviso Ennio Bianco ci spiega di cosa si tratta. Design sostenibile significa avere attenzione alle risorse del pianeta, all'energia, all'acqua, avere attenzione al riuso, avere attenzione alla durabilità, ma in generale avere attenzione a tutto il ciclo di vita del prodotto dal momento in cui viene progettato al momento in cui viene smaltito. 50 studenti coinvolti, 25 progetti presentati, una dimostrazione concreta di come università e imprese possono fare sistema insieme. Il preside della facoltà di Design e Arti dello UAV, Medardo Chiapponi, analizza questo aspetto. Il design non si può insegnare prescindendo dal mondo delle imprese, perché ci occupiamo di progettare prodotti che poi devono essere realizzati dalle imprese, quindi direi che è un rapporto quasi inevitabile e da noi molto ricercato e voluto. Ai nostri microfoni, la vicepresidente di Unindustria Treviso e presidente del Club del Design e della Creatività, Katia De Ross, sottolinea l'importanza della creatività come carburante per l'innovazione e la crescita delle nostre imprese. La creatività è uno degli ingredienti che sarà sempre di più indispensabile per offrire al mercato prodotti diversi. Sappiamo che le aziende italiane sono caratterizzate da piccole dimensioni, quindi non si può pensare di avere aziende che crescano su scala mastodontica, ma piuttosto pensare a aziende che offrono al mondo dei prodotti unici e diversi. Rientriamo in questo studio ideale, dicevamo Piazza dei Signori, con Stefano Busolin, presidente Buonasera. di Ascotrade, a raccontarvi il backstage di uno spot. Abbiamo già visto delle immagini molto particolari di uno spot che ha bloccato Treviso, che parla di energia, con una scelta importante, la Body Percussion, che tra poco scopriremo assieme al testimonial. Ma intanto al presidente Busolin io chiedo, è la vostra prima campagna di comunicazione. Ecco, parlando tanto di comunicazione, quando un'azienda sceglie di fare una campagna di comunicazione? Beh, nel nostro caso abbiamo scelto di fare la campagna di comunicazione, abbiamo deciso di farla quando abbiamo affidato il lavoro a un'agenzia che si è fatta una ricerca di mercato e i dati ci dicevano che c'era la necessità di iniziare a comunicare. Questo è un motivo tecnico, se vogliamo, perché alla fine i numeri ci dicevano esattamente questo. Poi c'è l'altro motivo, che è il mercato che te lo impone. Ecco, il mercato dell'energia infatti è stato liberalizzato. Questo cosa vuol dire? Che dal 2003 il mercato dell'energia in Italia è libero, cioè ognuno di noi può passare, può cambiare società di servizi, in questo caso energia elettrica o gas, e può andare con chi vuole. È evidente che noi oggi con questo spot ci proponiamo sul mercato come nuovi competitor per incrementare e per espandere il nostro mercato. Voi avete fatto una scelta di campo però, quindi la gestione dell'energia dal corpo, con un professore universitario di Alicante che studia la Body Percussion come un metodo di insegnamento, e questo vi porterà anche a fare uno spettacolo il 16 settembre qui in Piazza dei Signori. Sì, abbiamo scelto questa forma decisamente innovativa di fare comunicazione attraverso questa forma didattica, questa Body Percussion. Lo vedremo
perché non lo sveliamo evidentemente oggi, lo vedremo a tempo debito, lo vedremo in esclusiva a Treviso il 16 settembre con questo concerto al quale invitiamo tutti i cittadini trevigiani, sarà un ingresso evidentemente libero e in quella serata dimostreremo che cosa significa sprigionare energia dalle proprie mani e in questo caso dal corpo. Il testimonial chi è? Il nostro testimonial si chiama Javier Naranjo, è un ragazzo spagnolo, un professore universitario che utilizza questo metodo che è stato brevettato da lui stesso come forma didattica. E allora vedremo se tra poco lo avremo ai nostri microfoni. Intanto ringrazio il Presidente Busolin, ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi ancora tanta energia. Anche quest'anno il centro storico di Ceneda ha ospitato l'antica fiera di Sant'Osvaldo, una manifestazione unica nel suo genere dove gli animali e il mondo dell'agricoltura sono rimasti protagonisti indiscussi, come ci spiega Aldo Bianchi, presidente dell'associazione Zeneda. L'agricoltura fa parte del nostro vivere, del nostro momento e la fiera è proprio imperniata su queste cose perché noi viviamo con il terreno, col suolo, ma con il luogo nostro, cioè proprio vivere la nostra terra, le nostre parti essenziali e difatti è una fiera piena di animali, un concetto totalmente diverso e vive soltanto per gli animali e coi prodotti nostri a chilometro zero. Fiore all'occhiello della manifestazione, che conta ogni anno oltre 200 espositori, la fiera ornitologica organizzata in collaborazione con la Confederazione Ornitologica Nazionale delle Fiere degli Uccelli, che ha raccolto oltre 800 esemplari da tutta Italia. L'allestimento che c'è qui a Vittorio Veneto penso che sia uno dei pochi allestimenti, anche perché beneficiano di un parco secolare, delle piante bellissime e un'area stupenda. Vittorio Veneto poi è anche prodigata per queste manifestazioni e fortunatamente si rivivono le tradizioni qui a Ceneda, le tradizioni di una volta. Ma la vera novità dell'edizione 2011 è stata la tavola rotonda organizzata dagli europarlamentari Giancarlo Scottà e Antonio Cancian, dedicata ai giovani imprenditori agricoli e alle prospettive dopo la PAC 2013. Un convegno che ha riscosso un buon successo di pubblico e che ha visto la partecipazione di tutte le associazioni di categoria, come ci spiega l'onorevole Giancarlo Scottà. I giovani, al di là delle categorie sindacali e delle varie sigle, si sono incontrati e hanno cominciato a dialogare e a fare squadra comune. Questa è la cosa su cui ho puntato molto per avere una unicità di richiesta in modo che noi, che siamo in Parlamento europeo, possiamo portare la voce degli italiani giovani in Europa. Anche l'onorevole Cancian si è detto soddisfatto dell'iniziativa, che ha avvicinato l'Europa ai cittadini. Non è di tutti i giorni fare un dibattito su queste tematiche, sono tematiche difficili, distanti dalla gente. Noi dobbiamo avvicinarle, noi dobbiamo cercare di contribuire a far sì che diventino semplici, noi dobbiamo far sì che diventino giovani, perché se no l'Europa sembra chissà dove, invece l'Europa è qua, noi oggi qua in questo territorio siamo in Europa, abbiamo anche 2 parlamentari in questo territorio, io credo che è il momento giusto anche di fare un passo in più verso l'Europa. Un'esperienza positiva accolta con favore dagli organizzatori e dai partecipanti, che presumibilmente non rimarrà isolata. Ed eccoci ancora in Piazza dei Signori, questo teatro che ha accolto in una notte speciale questo spot che parla di energia e, come detto, il testimonial, il vettore di tutto questo, Javier Romero, professore universitario ad Alicante, che io saluto e che ha diretto questi 50 elementi, queste 50 persone che hanno fatto body percussion. È vero, sì, siamo qua in Treviso per fare uno spettacolo per Asco Trade, dove parliamo sulla energia dei nostri mani, l'energia dal corpo che va avanti. Le persone hanno tanta energia, tante volte siamo noi che non ce ne rendiamo conto. Sì, verso la percussione corporale e anche e soprattutto verso il metodo BAPNE. BAPNE significa biomeccanica, anatomia, psicologia, neuroscienza e etnomusicologia, la etnografia, dove si vede il corpo anche come si muovono in tutte le diverse culture. E dopo c'è sempre una energia che va sempre avanti. È molto importante perché è un linguaggio corporale dove io posso espressarmi e posso parlare corporalmente sempre con i bimbi e studenti, che una cosa molto importante e non dobbiamo dimenticare mai.
Il 16 settembre, proprio qui in Piazza dei Signori, ci sarà uno spettacolo che farà capire tutto questo. Sì, anche il 16 settembre facciamo qua la presentazione ufficiale di tutta la cosa che abbiamo fatto con Asco Trade, dove è anche importantissimo, c'è la parte dello spettacolo che lavoriamo con un quartetto di jazz e anche con diverse persone che hanno fatto molti seminari, workshop con me qua in Italia, e penso che sarà una cosa molto interessante. Javier, ci puoi fare vedere un po' il movimento? Che senza problemi, ok. Allora, grazie a Javier Romero, grazie davvero per la cortesia e per questa testimonianza. Noi invece ci rivediamo nella seconda parte, quando Cronache Trevigiane andrà a Roma con Coldiretti per scoprire le prossime strategie delle imprese del primario. A tra poco. Con un piccolo gesto, il tuo viaggio con il pullman a Marca è più sicuro. Oggi è in vigore il nuovo sistema elettronico di bigliettazione. Basta avvicinare la card alla nuova validatrice e il microchip farà il resto. Con abbonamento o biglietto la validazione è sempre obbligatoria. Con la card elettronica alla Marca, in futuro si potrà viaggiare in tutto il Veneto anche con altri mezzi e acquistare servizi. Movi Marca, con un piccolo gesto sei un grande. Movi Marca, con un piccolo gesto sei un grande. La validazione è obbligatoria ad ogni corsa. La Marca Card è una ricaricabile. Partenza da Treviso alle 23:30, arrivo a Roma circa verso le 7:30 per partecipare al Palalottomatica, a questa assemblea nazionale di Coldiretti. 5 corriere della marca trevigiana, 15.000 invece gli agricoltori da tutta Italia. Ma noi cominciamo da una particolarità, da un museo allestito per l'occasione che fa vedere le cose reali, quelle che l'agricoltura offre ogni giorno e anche di particolari, di originali. Vediamo. Dalla pecora all'atelier, l'azienda si chiama Ghedina e qui abbiamo Anna che ci racconta questa straordinaria lana. Viene utilizzata in questo modo: prima vengono rasate le pecore e dalla lana grezza viene passata attraverso un rullo, viene cardata. La lana cardata è una lana liscia, una lana che poi può essere manipolata e infatti con quest'ago speciale la lana viene infeltrita e con questo passaggio si realizzano questi pupazzetti che vedete, oppure viene ancora lavata, messa nell'acqua bollente, il sapone, viene infeltrita e quando la lana è infeltrita si possono realizzare questi capricapi. La famosa lana cotta. Sì, fino a qualche anno fa la lana era solo un costo, per cui veniva buttata via, era un costo smaltirla e quindi è venuta l'idea di riutilizzarla, di non sprecare, di renderla valore. Poi questi prodotti finiscono ora in delle boutique. Sì, finiscono nelle boutique e anzi i clienti di Cortina li richiedono sempre più frequentemente. Sì. Grazie Anna. E dalla lana di Cortina ai formaggi affinati di Eboli con ricette dell'antica tradizione, giusto? In che azienda siamo? Casa Madaio ad Eboli in provincia di Salerno. Siamo una realtà produttiva, diciamo, di formaggi di latte di bufala, di vacca, di pecora e di capra. Ce ne racconti uno, qual è quello speciale secondo te? In particolare il primo qui in avanti è un formaggio, l'unione di due latti, la bufala della Piana del Sele e quindi costa cilentana e la mucca girolese, quindi costa amalfitana. L'unione di questi due latti ha fatto sì che venga alla luce il ficaccio, che è un prodotto poi a pasta morbida affinato con delle foglie di fico cilentano. La foglia conferisce al prodotto stesso una tale morbidezza che lo porta avanti nella fase di stagionatura. E per conoscere i segreti della birra artigianale facciamo una cappatina a Rieti nell'azienda.
Sì, Birra del Borgo, che è a Borgo Rosa, appunto provincia di Rieti. E per fare una buona birra artigianale qual è il segreto? Quali sono gli ingredienti? Gli ingredienti sono principalmente ovviamente tutti i cereali, cioè quindi a partire dal malto d'orzo, che è l'ingrediente base da cui poi viene estratto, diciamo, la parte zuccherina, quella che è poi l'anima e il corpo della birra, che poi può essere più o meno torrefatto a seconda dei gusti e dei profumi che vogliamo dare alla birra. Poi spesso noi utilizziamo anche il farro, diciamo, o cereali differenti come il frumento o l'avena, le castagne ad esempio come altra tipologia di ingredienti, e poi ovviamente c'è la parte del luppolo, che il luppolo agisce proprio come un conservante naturale. Ti ringraziamo davvero tanto e qui si conclude questo viaggio in questo straordinario, chiamiamolo, museo della realtà, ovvero della vera manualità. Noi ci fermiamo qui e tra poco allora vediamo se riusciremo a avere i nostri microfoni il presidente nazionale Sergio Marini, che ci porta un messaggio di buonsenso. A tra poco. Qual è il miglior modo per divertirsi in modo sano, conoscere il territorio e promuovere la straordinaria carne veneta? La risposta è ormai quasi scontata: Griglie Roventi. I campioni del mondo di grigliata sono due fratelli di Mortegliano, Udine, Simone e Giovanni Pittis, che si sono aggiudicati la 6ª edizione dei Griglie Roventi, sbarazzandosi, in finale a Caorle, di ben 260 avversari. Nel loro menù ha colpito la giuria la salsiccia sgrassata con marmellata di arance e cipolla, ma i palati sono stati soddisfatti anche dalla tagliata di pollo con pesto di aglio e di resia e le costicine di maiale con polenta. Ma sentiamo la soddisfazione dell'assessore regionale al turismo Marino Finozzi. Griglie Roventi è la sintesi del nostro territorio, mettiamo a disposizione le nostre carni, prodotti di eccezionale qualità, mettiamo a disposizione la nostra capacità di accogliere il turista, e quindi è una bella festa dedicata ai turisti, ma anche dedicata un po' alle nostre tradizioni del Veneto che sa mangiare bene. Griglie Roventi è stata promossa dal Consorzio Turistico Veneto Orientale e Belle Dolomiti e sostenuta dalla Regione Veneto. Sentiamo il neopresidente Manrico Pedrina, presidente del Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale. Gli imprenditori di Caorle hanno voluto mettersi insieme per rilanciare in maniera sempre più forte l'immagine di Caorle, e la cosa secondo me molto carina e interessante è che proprio siamo partiti da pochissimo con il piede giusto, perché Griglie Roventi è la nostra prima grande iniziativa che facciamo in collaborazione con la Regione Veneto. Questo è motivo per noi anche di grande orgoglio. Erano 18 le nazionalità rappresentate da altrettante coppie di appassionati della griglia: Malì, Thailandia, Etiopia, Belgio, Sudafrica, Tibet, e i campioni del 2008 del Marocco hanno cercato di stupire con piatti a base di carne veneta. Eccoli i protagonisti. E questo è il famoso mattone, in dialetto è Quarel, e scottava, quindi abbiamo messo la catena per ovvi motivi. Sa che lei è la campionessa della griglia. Ti fa aiutare? Mi sa che io aiuto un pochettino a lei e lei la capa oggi. Sono 4 anni che proviamo. L'anno scorso sapete che l'anno scorso abbiamo vinto? No? Io e lui. Quel signore che sta cucinando, perché io non cucino. Io sono un po' e lui cucina. Guardate. Il suo ruolo? Il mio ruolo è scatenare l'amore. Intrattenitore. Per quest'anno faccio un po' innamorare la gente. Infine l'invito dell'assessore Finozzi vale tutto l'anno. Veneto che offre straordinarie opportunità di vacanze, non ci manca nulla. La montagna, il mare, le colline, il lago, le terme, abbiamo di tutto, allora cerchiamo di farli conoscere anche attraverso queste manifestazioni. Hanno viaggiato tutta la notte per raggiungere il Palalottomatica a Roma per ascoltare la voce del presidente Sergio Marini, presidente nazionale di Coldiretti, con una relazione come l'assemblea dal titolo eloquente che richiama al buonsenso. E se si richiama al buonsenso vuol dire che si è analizzato che il buonsenso oggi non c'è in Italia. Non emerge il buonsenso in Italia, io penso che ci sia una gran parte dell'Italia di buonsenso e noi penso che la rappresentiamo abbastanza bene, però nella rappresentanza, proprio nella rappresentazione del sistema paese non emerge questo buonsenso, e noi invece dobbiamo impegnarci tutti per farlo emergere, perché serve al paese, serve per il bene del paese, e quando c'è in gioco il bene del paese noi ci siamo sempre. Noi vogliamo
come dire, raccontare un'altra Italia, un'Italia che lavora, che prova a competere, che cerca di individuare nel territorio le leve distintive, che crea occupazione. Questa è l'agricoltura che raccontiamo noi, un'agricoltura che ha aumentato gli occupati del 3% nel 2010 e del 6% nei primi mesi del 2011, che vive sicuramente dei settori di grande difficoltà, mi viene in mente la carne suina, mi viene in mente alcuni pezzi dell'ortofrutta per responsabilità che non sono certo dei produttori, ma che ciò nonostante cerca di portare un contributo serio al Paese, alla ricchezza del Paese, al benessere del Paese e fatemi dire anche alla responsabilità e alla stabilità del Paese. Questo è il buonsenso. Presidente, oggi un altro anello del progetto socio-economico di Coldiretti viene posto, quello delle botteghe di Campagna Amica. Siamo arrivati al punto più alto del meccanismo della vendita diretta, un sistema organizzato che si affianca a quello della grande distribuzione organizzata e della distribuzione tradizionale e di prossimità, però in questo caso di esclusiva proprietà degli agricoltori, dove sarà presente solo ed esclusivamente il prodotto della filiera agricola italiana. Per cui una GDO degli agricoltori. Una GDO degli agricoltori, tutto prodotto italiano, tutto prodotto in vendita diretta, in forma organizzata, dove sarà possibile evidentemente acquistare tutti i giorni. È un'evoluzione dell'attuale farmer market o mercato degli agricoltori che già conosciamo, molto più organizzato e si avvalorerà del marchio Campagna Amica che già molta gente conosce. Presidente, grazie davvero di questo contributo, di questa testimonianza. Dopo questo servizio ancora Assemblea Nazionale di Coldiretti con le conclusioni, a tra poco. Ultimi giorni in compagnia della celebre Sagra del Peperone, che quest'anno torna con una 44esima edizione ricca di eventi per grandi e piccini. Ad aprire la mostra è stata la cerimonia di premiazione dei 57 produttori del coloratissimo ortaggio, che sarà in mostra fino al 5 settembre, come ci spiega Massimo Lunardi, presidente della Proloco di Zero Branco. Fino al 5 settembre 2 sale adibite, una per i più giovani e una per i meno giovani. Musica da DJ, musica liscio, una sfilata di moda, una elezione di miss, più una serata karaoke, quindi tanto divertimento fino al 5 settembre. La Sagra del Peperone anche quest'anno si è presentata in abbinata con la mostra della civiltà contadina e con quella dell'artigianato. Ricca infatti l'esposizione dei mezzi agricoli e grande anche la partecipazione di gruppi folcloristici quali il Coro Palio, il gruppo dei Cormelli e la celebre banda cittadina Luise e Scattolin. 44 anni di volontariato a favore della cittadinanza, peperone e non solo, delizie d'autunno e delizie del territorio trevigiano. Non solo i peperoni dalle patate americane, dalle mele, quindi tutti i prodotti tipici locali e anche la birra al peperone. Tutti i nostri prodotti culinari sono a base di peperone. Il sindaco Mirko Feston, intervenuto alla cerimonia, ha voluto rivolgere un particolare pensiero ai volontari. Almeno 250 quei coproloco e adesso ho visto che comincia a essere anche giovani, bambini e c'è che sia un rinnovamento, spero che se continui perché sennò sarebbe brutto buttare via, come dire, una tradizione, un'abitudine. Una volta diceva piuttosto buttare via una tradizione, meglio c'è per fuori un paese. E poi c'erano loro, gli agricoltori, i produttori di questi meravigliosi peperoni e degli ortaggi stagionali della Bassa Trevigiana. Gli agricoltori si abituano a triboiare, per cui anche se si triboia un po' di più che sempre, purtroppo non vede i risultati di triboiare. L'altro aspetto è che grazie agli agricoltori un paese intero si ritrova per un po' di giorni, si rinnova, si riunisce, che c'è più coesione sociale, più umanità. Ma oltre al valore sociale di queste feste paesane, c'è anche il valore che si esprime sotto forma di turismo enogastronomico. Un settore in crescita, come spiega ai nostri microfoni Leonardo Muraro, presidente della provincia di Treviso. Abbiamo un più 6,6% in più di arrivi e un 8,4% in più di permanenza. Questo significa che sicuramente la provincia di Treviso si sta posizionando fra i primi punti nel Veneto come accoglienza e come turismo. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni, la cultura contadina e il piacere di ritrovare la comunità. Questa è la 44esima Sagra del Peperone. Questa l'anima delle feste delle Proloco. Rientriamo in questo studio ideale dedicato a questa Assemblea Nazionale di Coldiretti. Siamo a Roma, fuori del Palazzo, è appena conclusa questa assise con la relazione del Presidente nazionale Sergio Marini e le conclusioni del Ministro Tremonti, e noi abbiamo ai nostri microfoni Fulvio Brunetta, Presidente di Coldiretti Treviso, che ha viaggiato durante la notte con altri 250 imprenditori trevigiani per venire a ricevere. Che messaggio, Presidente?
Il messaggio del Presidente Marini, quello della Fiera Tutta Agricola Italiana firmata dagli agricoltori, è il messaggio forte per la nostra agricoltura, per la nostra economia, che riporta al centro i prodotti italiani, l'italianità, ma soprattutto anche la filiera corta, per cui un messaggio con le botteghe di Campagna Amica, che è il nuovo progetto che stiamo allestendo d'ora in avanti sul territorio. Il Presidente Marini ha fatto anche forza su questo buon senso che deve tornare in questo Paese. È un grande messaggio, un messaggio a chi governa, alla politica, al sistema, l'Italia del buon senso, l'Italia che ha bisogno ovviamente di andare oltre i luoghi comuni. Tanto da richiamare il Presidente sul governo su alcune situazioni che quotidianamente affollano la nostra cronaca, dai rifiuti campani ai messaggi che vengono da scelte che non sono adeguate a quello che è la nostra economia. Per cui un'azione verso l'aspetto sociale che ormai è fondamentale per questo Paese. Ritornare anche all'economia reale è stato detto, al fare la finanza considerata diciamo speculazione pura, e soprattutto è stato detto che la speculazione sul cibo è davvero meschinità. Assolutamente. Le commodities non sono legate al cibo, non è possibile che la finanza usi queste speculazioni sul cibo, su quello che è la nostra alimentazione, ma soprattutto anche i valori che il cibo rappresenta e i territori da cui proviene. Oggi nella gamma dei valori investire sui territori, dare valore diciamo, alla storia, alla traduzione, a quello che viene dalla forza, dalla conoscenza, è un valore assoluto. La globalizzazione sta invadendo il sistema, ma noi siamo in grado di dare una risposta attraverso questo messaggio. Il territorio è un valore, tutto quello che ci sta dentro è un valore da valorizzare e anche diciamo, da promuovere. Un programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.